noi ci ritroveremo il 1° gennaio del 2027 con un ente che oggi si chiama EDR con il nome di province, perché la possono girare e voltare come vogliono, però quello che oggi ci propongono è lo stesso ente con le stesse funzioni, né più né meno, tant'è che è intervenuto anche lo stesso Ciriani a criticare questo contenitore e a definirlo poltronificio. Quindi anzi questo avvalora le nostre considerazioni, perché le critiche arrivano dallo stesso fronte politico che oggi invece si dice favorevole, che quella volta le ha abolite, e quindi da parte nostra chiederci di essere favorevoli a questo ente è abbastanza improbabile in questo momento, perché ci si chiede di firmare una cambiale in bianco dove tutto è da definire. Quello che ci viene riproposto è quello che è stato abolito. Le funzioni dovranno essere attribuite in divenire, quando anche nell'ultima manovra nella multisettoriale sono state tolte delle funzioni all'EDR. Quindi sta da vedere veramente che cosa trasferiranno, perché in questo momento ci viene riproposto lo stesso formato che è stato abolito, e in questo non possiamo che intravedere una ricollocazione di chi non ha trovato collocazione in altri livelli politici, ecco, perché non ci viene dato un prospetto così come viene rappresentato in maniera utopistica, in maniera chiara. È tutto rimandato a regolamenti e a leggi successive. Anche dal punto di vista elettorale io ho avuto modo di intervenire ieri e di chiedere ulteriori delucidazioni all'assessore. È tutto rimandato al futuro, ecco, e quindi questo è inaccettabile. Doveva essere creato sin da subito un impianto coerente sul quale veramente esprimersi. Oggi invece ci viene chiesto di esprimerci su quello che abbiamo abolito, quindi continueremo a sostenere quella posizione.